quando il sindaco di Udine dice che è competenza del governo, qualcuno dovrebbe riferirgli che è lui l'ufficiale del governo a Udine. Fulmini e saette, a ciel sereno no, ma quasi. Dal Consiglio regionale piovono in maniera netta e immediata contro Palazzo d'Aronco. Il vicepresidente regionale Mario Anzil prende la parola e sul tema della sicurezza lancia un affondo pesantissimo all'operato del sindaco De Toni e della sua amministrazione comunale, a sua detta immobile nell'osservare una città che sprofonda nel degrado. Udine è la città in cui io sono nato, che frequento da sempre e che perciò mi sta particolarmente a cuore, e la situazione di degrado in cui, a mio giudizio, è sprofondata da mesi, e credo dal momento in cui si è insediata questa nuova amministrazione guidata dal sindaco De Toni, ecco, questa situazione di degrado mi addolora e non mi può lasciare indifferente. La sicurezza rappresenta oggi una vera emergenza che non può essere né negata né sottovalutata, e di fronte a episodi che destano allarme e preoccupazione tra i cittadini, l'amministrazione comunale di Udine ha mostrato un immobilismo sconcertante. Il sindaco di Udine, che pilatescamente continua a negare la propria competenza, sembrerebbe non avere piena coscienza dei poteri straordinari che il suo ruolo gli attribuisce, preferendo rifugiarsi in dichiarazioni vaghe e in un poco coraggioso scarico di responsabilità. Marciando sul sentiero intrapreso, Anzil continua la sua invettiva contro il primo cittadino di Udine, assecondando l'alzata di voce dei cittadini e dei residenti, con la formazione spontanea di comitati che, secondo il vice di Fedriga, non fa altro che confermare lo stato di insicurezza che attanaglia la crescita del capoluogo friulano. Questo atteggiamento non solo, a mio giudizio, pare del tutto inadeguato, ma rischia di alimentare ancora di più la sensazione di abbandono che molti udinesi vivono ogni giorno. Poco importa agli abitanti di Udine che la situazione della sicurezza altrove sia migliore o peggiore. Quello che conta è che nella loro città, oggi, adesso, la situazione sia purtroppo oltremodo critica, né si intraveda all'orizzonte quel decisionismo, quella fermezza, quel carisma che viceversa servirebbero. La verità è che il sindaco di Udine non prende i provvedimenti indispensabili a gestire una situazione critica come quella odierna in materia di sicurezza, non perché la legge non glielo consenta, che glielo consente, ma perché è la sua maggioranza, il cosiddetto campo largo, o meglio parte della sua maggioranza, che non lo sosterrebbe se tentasse di esercitare i poteri straordinari che invece una situazione straordinaria come quella odierna impone.